là. E ce n'è zucchero, me. Allora. E tu fai fa fritto. Ehi, mannaggia lo sangue sperzigli va bene, vai scritto io. O scarpato, poi, o scarpato, ma la mezza linea mancante, ma no. E tu come sali che tu vuoi pigliare cosa? La moglie era uscita da parlare, e tu fai mezza linea da una parte, 15 soldi da una parte, si arroba nel migliare lì, e il migliare lì si arroba. Un furnare da pavare. No. No, sì. La moglie lo guardia manca sempre si giù, come a strascia latitante, niente, è scomparso proprio nella circolazione. E a me mi hanno fatto una malattia, povero, e per forza, io mangio valere la mattina, la sera, sempre con pantica, sempre con pantica. Potessi pensare per uno po' che ha salutato tu. Oramai tieni un'età. Una lira non ti manca, non tieni figli. Un'altra volta con questo fatto che non tengo figli, ma che buonisce che non tengo, o sai che questo fatto mi fa toccare l'armatura. Che significa che non tengo figli? Che non era mia se l'hanno mangiata, la gente strana, non può capire. E beh, vi ricordate che si ripete un'altra volta questo fatto, quando è vero sta luce io, passano ai buon latte a vicciaia. Tu mu. Pigliito là. Non ne voglio. È permesso. Favorito. Cancina. No, chi siete? Sono un cantante la cantina a fianco. La cantina non c'ho. Discite. Se ne è scesa la voce di una colpa d'aria. E sotto una goccia che non posso cantare. E beh, noi che abbiamo fatto? Mi si fa la lucente. No, ci non un partito di tempo, io te vedo. Ma si garantirebbe Don Giovanni stesso. Bello Marione. Issi è un patà a banana, ma Non è cosa, figlio mio, dove... Ti va mandato ora Giovanni. E decide Angelo che mi resta prima i soldi che mi truffai o padre, a banana. E poi si mette a fuoco 40 per buio. Hai ragione che amore. Asino che fa, issa a me non mi pagava. E non abbiamo rivolito, non riesco a stare corno pure a chi da tu. Ma anche 100 lì. Ma anche 600 ma cacciannillo. Credo. Cacciannillo, vuol dire che te ne hai. Hai capito? Te ne hai, a parte e fuori, te ne hai. Ehi, è stato per cui che ma? Ma te una voce, guarda, dove? E chi non danno 6 soldi di salute e stanno pure in mano, stai? E tu perciò io mi trovo i soldi, perché non tengo 6 soldi, e saluto e mi volevo troppo. Ma quando no? Ma va a te, ma trovate una fatica. Non ci facciamo sentire. Vedi, si rubano a spendere tutto quanto a bottega lì. Chiama. È permesso! Buongiorno Adi! Adi, buongiorno! Ma che sto? E so, chi se ne no, chi sto ogni tanto a comprare con la cometa. Che ti serve? Che buco vai trovare? Mi serve niente, che bella accoglienza, mi sono venuto a trovare. E grazie tante. Raffaele, non ora, chi è già stato toccato nel poco cantante della cantina a Cristo. Ma fornicare troppo sconvito, non ragione. Che ne so, ogni volta che bene a casa serve qualche cosa, ma sai che stamattina non lo serve niente. Beh, proprio niente no, Oi che qualcosa alla mano. Cioè, tu pare che mi sto rivolgendo a una persona estranea. Voi siete una persona di famiglia. Ma come, Raffaele, non mi combatte. Alto, che ne saluto. Non ha potuto vedere si mettere a fuoco qualcosa. Sì. Io sono nato disoccupato. E se capisci che Roppe che ha già girato una giornata intera senza trovare niente. Ma io il giorno dopo non mi preoccupo proprio, riverendo perché già faccio il giorno prima che non trovo niente. Così passano i mesi, passano gli anni. E quando proprio non faccio da chi c'è io. Vieni da me, Gesù ti venga da voi, che già fa se voi siete le uniche persone di famiglia che mi sono rimasti che già. O posso dire che sono 2 giorni che io non mangio, o posso dire. Non signore, non ce lo fa sapere. Guarda. No, non mi che la panera, non pensi ai giovani 2 giorni che non mangi. Dalla una tazza di caffè, Ci sei arrivato. E tu facci una bistecca, fa una cosa, dalla un po' di pane, chi ne so, sono fondi da che la tazza di latte, tanti mancano voglia, per usare dai tali. Che dici? O voi? Sì, a mio latte non mi piace. Chi le tiene pure le vizie, viziosa e sfaticata. Ah no, sfaticata non ho potuto proprio dire, perché io ho già fatto tutto l'arte che ti ha. E non hai imparato nessuno. E che la razza io oggi come imparavo tutto qua? Ma mi non te ne mi fa fare la seconda luce, va? Come? Ci muovo che fa volontario, uè.
E ciorta mia, appena arrivo a fronte mi faccio essere prigioniero. E bella la già fate capo. Io ho già tappato per questi anni e seguito. Con fucile puntato a rete e spalle, e si sa, chi se non sapeva sparavano. Ferretta la guerra ce ne va in Italia e decisi così di arruolarmi nel corpo delle guardie regge. Si sciuglietto cuore. E ce ne mandano tutto quanto a casa. Perché il posto è come cantoniere, ai passaggi a livello. Non è che le si possono inventare le chiusure automatiche. Tramite lettere, raccomandazioni, telegramma, riuscite a pigliare il posto come uscire alla banca italiana di scuola. Alla prima entrava il porto della banca. Ne ha parlato un pochetto a fallire la banca. A caccia faccio, a caccia faccio. Io sono messo a fabbricare il cupolelle per voglio nascere e creatura sempre il capo. Oh, padre che fa sempre? O padre faceva un rinurgiare, era un artista. Beh, Raffaele, non potevo fare pure tu rinunciare. Come si dice, l'arte di data è mezzo imparata. Già, io passo con un orologio sotto all'occhio tutta la giornata. Vedi che si fa tardi, non si mangia e più mi attacchi ieri. Chi se non può fare niente. Ma niente proprio no, sì, ma una cosa più spicciatina. Ma mi pare che all'età mia mi mette a pazzo che spera l'orologio, sì, è chiaro. Insomma, io posso sapere, stamattina a me che caspita mi hai trovato. Allora, la prima cosa, poi sono venuto a trovare. Sì signore, lo trovai l'ultima cosa. E poi? E poi dire, ma mangia sistema pure io, no? Ma pure per la gente pare brutto, sì. Allora, noi, uno po' di carnevale, sempre disoccupato, sempre in mezzo una vita. Oddio, una bella figura, ma per questa cosa già la state facendo, eh? Oddio, la verità, io mi sto preoccupando più per voi che per me. Voglio mettere a fuoco a fare piazza fuori, la coppola siamo la già accattata. Si è accattata la coppola. Ma mi va a ripigliare la patente. Ma va a la patente, stava arrivando a caccia di carte. Ma perché c'è carta? Perché c'è carta la patente? Ci vuole arrivare una Da lucente. lira! Oi! Ha voluto a trovare a me! Ha voluto a trovare 200 lire, ha voluto a Allora, trovare. secondo la capa vostra, ma non è strano. Ma che faccio a mettere lo scorno in faccia, sì? Hai capito? Chi dopo cristiano è venuto qua per salvaguardare il mio decoro. Ma manca te ne Ma va! dice Angelo, come non c'è capito? Tenga questa, che questa fa l'usurare nei soldi contro il resto, mette in mano la gente è strana. Già capito? Ci volete mettere l'interesse? Mettiteci l'interesse. Oddio, volete che vi firma una cambiata? E la firma, oddio. Tanti che ci vede. Lasciami il dice, Ma come Raffaele, che ti dite se piglia cambiare la E gente? allora che me le desse così a fiducia. Faccio fede io, no? No. E io ti voglio bene, sì, allora tu voglio Fatta là. Ma metto in coppa nuda così in piazza. Paga un succo la mattina, la sera, insomma, tu poi da scio, sì, e io, sì. Ma fa schifo, fallo contento. Alla fine sembra nipote. Il nipote, tu dici che non tengo figli, io non tengo figli, e c'è il nipote. No. Già, ma fa schifo, fallo contento. Ma poi tu veramente ti dire che chi si va a pigliare la patente? Chi le 200 lire si mani? E poi la patente me la porta a me, la patente è fissa, ma Già, poi. ma fa Ma schifo. guarda, ma io ogni tanto viene e mi portano guai. Non signore e non signore. I soldi miei, fino a che tengo l'occhio aperto, non vi mangiate. Quando poi viene un momento mio, e allora, secondo te, ogni tanto viene, oh sì, ma manca questo, ma manca quello, fosse una volta, e venisse con una faccia allegra e dicesse, oh sì, ha già pigliato un bello terno affacciato, facciamo da parole. Come voglio studiare se io non gioco, come vuoi? Ah, Pasqua, non mi mortificare più. Ma tu vera morte non ci credi. Guarda che faccio le fatte fare. Raffaele, non ti preoccupare, te do chiedo scende lì. Poi quando è che ne vedi? No, signora, Te do non chi? esiste proprio. Te do Ma chi? te la issa! Lui a me è buono, ne capite? A me. Questo so. Chi ce l'ha dato? È l'unico nipote. E poi che sono per te Pasqua? Lui scende lì. Chiaramente come vado a Isabella tutti e due con Giume e con È Compagno. vero, chi ce l'ha dato? Ma allora è proprio vero che io stamattina ci ha già zappato 200 lì, ha già detto proprio a parlare, ehi c'è tu, guarda là, Chi le fa puppa, ma quando è l'ultima stamola? no, è vero, no, Ma pure a me pare che mi facesse piacere ogni tanto a te si andare su a sciarelle e a cercarvi denaro e a cercare la mosina. Si vede quando mi levo sto scucciamento. quando è copata terra ma te ne va tu, fatta là, fatta, esce là, fa perché la regione là, E che me tu con la locandina? non ti muovi.
mettere la colla tu porta fuori. Sono 100. E 100 riusciti. Ah, oppure queste momentaneamente bastano. No, ma momentaneamente, che stanno abbassando eternamente. Oppure doti, la coppola già già accattata. Fate pure una bella divisa, la coppola già te l'hai accattata. Come che accatta pure una bella da mobile. Anzi, che non scende lì, lo so. Sono 200 anni che vita. Poi Pasqua, guarda, non Paolo, ma non Guarda, Adi, ma che Allora, te? Pasqua, che te? Ma c'è debolezza ancora. E mo che non mi scava sempre più aggravato. E i miei ci dici? E mire, e l'ha già mai potuto chiamare. Ogni volta che dico, ma non mi chiamano me, sai che risponde? Non è da detto, mi voglio far mangiare, non è me. Madonna mia, ma almeno per vedere che te. C'è bisogno di venire che per sapere che te. Sono malato. Sono malato, E quando è venuto un momento mio, ma pace pure io. Ci appacciamo tutto quanto nel momento. Madonna, mi fa scacchi di sì. Dammi il Madonna, O portafoglio, Marione! Tante, che chiami caro te? Madonna mia. Oh mamma mia, voi scusate sta roba. Ave mano a casa, ma guarda, che mi Ni. Che mi chiama? Ni. Che la dama? Dai, dai. Che la dama? Ah, che sono pulpo, sono dai venire. Ma wow! No! Mamma mia, che tipo, Adi, che tipo. Ah, Raffaele, che stia vita che faccio? Non ci sta né Pasqua né Natale. E non c'è pericolo che è scesso, che potesse pigliare un po' grave, niente. A questa sosa, la mattina a sera vicino a sta tavola fa solo punto. E che nacci? Ma che nacci? Vabbè, certo, Adi. Un momento non ne potete venire. Ma che c'è andare con il signore su chiama un baravito? Ah no, non sei andata ad aspettare Raffaele. A chi non era nessuno? Te ne arrivi a me come una puta, e non avete visto. Ma mi era scendere che mi ha consegnato 1800 lire di improperio. D'altra parte, a peso non si può portare. Io vedo che non lo sono come mujer, ma come si fosse. Bravo. Che la camuretta, ma anche lo piglia, mi Raffaele, la lavava e pella pure. E invece ho visto, ma che camminando come una pazzella. E che naccia, ma che naccia, ho poco mangiato, e me ne sento parole. Eppure sono femmina ancora, Eccomi. e sto vicino a un vecchio. Non è! No, no. Non è! Madonna, capuzzo, passa nuoia! Chi è? Sono Don Alfonso, guardiano, Pasquale non ci sta. Senta la cucina, volete uscire la parte fuori? Voi siete un po'. Così da guardiare, che mi fa? Adesso fanno un po' questo puntarino. E la sia parte rita, che ho, la che fa, puntarino. La sia parte rita. Ah, dimo che uscite, volete portare un bicchiere d'acqua? Permesso? Accomoda. Maronna, ieri mattina si è sentito tanto male. Eppure mo, la via te l'attacco ancora, mia. Dio sa che fa. Che... E che non dai più a nessuno. E non è... Ma sei il padrone. Ma pare che la tilla, Ma quello certo che è il mule, più che è moglie. sola, a tanto hanno unito questo, devono fatto mettere queste cose un po'. Non al fuoco. Quello così, oi. E tu chi sei? Sono Don Alfonso, guardiano. E che buono. Adesso fanno un po' questo puntarino. Dammi a cara. Dammi a cara. No, tu hai scalugnato tutte cose, non mi era niente di più. Ci stanno soltanto 50 lire di interesse. Ma ci ascoltare tutte cose, non ce n'è più niente. È un dress quanto è? 50 lire, si surdo. Io te che faccio quanto? Basta l'acqua. Puntata per lui. No, quando mai, così non galandommo, quando mai. Mi piace la fiducia, mi piace. Basta, se lo puoi girare a te, noi. Sì, ma solo che io vorrei venire. No, è inutile che non posso sentire niente, non mi sento tanto buono, ma Renato non cacci più, ma introito solamente. Io volevo venire solo che... Ti sto dicendo che non voglio sentire niente di più, mi pavato, non ho già niente di più, te ne voglio vattene. Io volevo venire che per scontasso puntarino, ma ci ha fatto una duretta. Ma ne può fare per fare chi, noi?
Ma che vado a mise capo, mi sa concordo quattro fatine, loco, che sono come morendo, sono malato e volete acchiappare una mano. Io? No, fogliate vegna, oggi non è più, no. Ma io ho già ascoltato la puntarino, non è che... Ma io non ci risiamo, avete fornito, io non posso dire, sto povero cristiano ogni po' che cercare la figlia. Hanno fornito il buttaiola, ti capitano? Oh! Poi Raffaele, tu già sei tornato, la patente te l'hai pigliata. Oh, ti posso un po' putacca. A caccia non guardiamo. Ah, c'è la ritta zitto, ma non può passare. Guarda, vegna, via! Non ho capito, non ho capito. Madonna mia. Ma no, non si può fare con la moneta, Sì, ma che sei una paura conti? Ma non mi ha chiamato un mio. Ma che sì, e chiama e ci va da fare. Ci va io, sì. Ci va io. Raffaele, tu sei già a strumire vicino là di Borgo. Come stai? Ma poi alla Tarlunga fino alla strada Pigna Secca, un numero 94. Chi ci sta? Sono notare. Olutare? Eh. Olutare? Che si chiama Girolamo Consiglio. Sì, lo trovo, lo porto qua. Se invece non lo trovo, lasciamo lasciare, che quando viene, venisse direttamente Non mi preoccupare, ti preoccupare. Non abbiamo che un tuo. Allora chi sta sta mia, non l'ha fatta ancora? No, Raffaele, almeno. Oh sì, bella mia, sì! E Raffaele, non potevo scappare, sì, che la capacità per me, signore, mi ha spappato da tutte le porte della vita, sì! Non ti preoccupare, Raffaele, è già tutto scritto. Bene, tutto È scritto, tutto stabilito. tutto stabilito, bene, così io voglio bene come un altro padre mio, sì! Ah sì, pensate la volontà, pensate qui, pensate pure a me che sono tu spocco, le tengo che cai. Ah, non mi fate, ma aiutami tu! Papà! Pasca, ma che te siete? Già non mi fa mettere paura. Mi sento un cuore che va bene, e poi mi sento tutto in un rilassamento generale. Ma non Pasca, e tu la mattina sera ti pigli sempre con e già mi ha dovuto cuccare. No, qua cuccare, che a venire un pompiere, mi ha buttato tutta la settimana. Gli diciamo papà a botte di fiero decolate, ma a formica non mi raggio manco un sorte, che quando mai. Ma non mi Pasca, ti abbiamo figlio in quello prima, no? Ecco, e mi una coperta, ecco qua, Pasca, e già mi Pasca mi fa mettere paura. Lei questa mattina colla, mannaggia, io a forza di fabbricare sonco pure non può capire che la gente si sa che non sonco buono, ma un po' di pagamento, non può capire se no. Dov'è? Pasca. Dov'è? Assetto tra poco qua vicino a me. Dov'è? Mo che bene un notare. Lasciatemi solo questo. A Raffaele, portati dentro la stanza in animo, perché io ho già lasciato tutte cose scritte, tutte cose stabilite, se no non potevo Raffaele a campa pretese. Babbo Pasca, è l'unico nipote. Con sciafferri, vabbè, vuol dire che conservarci con cose pure viste. Ma non amici. È permesso? Nanni Tras. Buongiorno. Buongiorno. Ma che sta? È la via nata quando non lo rogo. Io vi mandata a chiamare me. Oh, ma sei tu non puoi, ti ha mandato a chiamare pure tu. Ah, e come mai questo non può stare qua? L'ha mandata a chiamare issa? No, è venuto perché le servevano certi soldi. Come so, tu non è mai stata partita. Non è che mo che avesse venuto se avesse affugato tutte cose uno poco. No, io letto con quando sarà roba e poco. Ma perché non ho cuccato? Ah, Nanni, non lo posso cuccare perché aspetta, la gente che porta nel denaro va a finire. Dopo se lo trovano a letto non lo paga né più. Addirittura, mamma mia, non è così, non mi dice niente. Don Basca? Poi chi è? sono- I soldi li Ah, portate? no, è Nannino, Pasca, Nannino. Come vi sentite? Buono, come un leone mi sento io. È venuto in show. No, pensate. Don Basca, che si ca, so 10 lire, non poco so, che là ti 20 lire,
Vedo che quando è sabato va bene. Figlia mia, che va bene, non va proprio bene, perché tu a 10 a 20 lire a volta, io non me ne vengo bene. Io padrone di casa, o papà giorno 4, ma sabato la prima 29. Vabbè, Pasqua, che la mano è corta e poi è Ma non avete visto come ha già faticato sta settimana? Io ho consegnato un sacco di biancheria e tutto quanto mi hanno detto quando è sabato per papà. Sì, figlia mia, noi ti teniamo come unica casa, come unica famiglia, però ti capisci che gli dà la meglio stanza che l'affronta strada e mi ha già stringato in testa camarella che mi ha già sacrificato e per quando tu sei una buona figlia che per amore di Dio tu non va bene ma sempre una schiavitù e a tenere un cesso a cucina in comune. Ah, Pasqua, cosa ci fa sti cose? Ce l'hai fittata sta camera, ti sta parlando! Basta, Pasqua, basta! Ma che Luca, mi pare una ianare, mi pare una ianare. Tale qua, abbonare mia moglie, tale qua, ci ha cagnato l'occhio per la cura, fosse stata una volta, avesse stata la parte mia, la parte mia. Da cu! Un'altra volta mo, che mangia con caffè, sono morti, e chiamo pure le schiattamorti, chiamo le schiattamorti, la vedi da prima, chiamo le schiattamorti. Mamma Maro, Nandone, ma come sta nervoso? Ah, Nanni, chi non sta così, papà pure morire. Ah, no? No, papà pure che dalla sera nasce. Mamma mia, comunque qualunque cosa, mi raccomando, voi finite macchiando. E si sa, perché se chi sta qua io non l'occhio, qua come già cacciao. Saluto a voi, E chi siete? incaricato delle pompe fuoco. Ma schiatta tu, un Gesù, e chi mi ha chiamato? Ma il carnevale è morto. Ma non signore! Madonna, mi già l'hanno fatto pure. Che lo sta in da cucina si esce a fare dovere. Allora come sei sparsa sta voce? Perché sta buona malata. E non ti puoi ti chiamare Omir che è volontara. Oh, e allora è una questione di ore. È una cosa che sempre ci avete pensato. Sapendolo poco prima, uno cerchi a puntare una carrozza meglio, mette sotto dei parigli scelti, un bello guarnamento. Oh, mannaggia un coppetto a stera, una bella coperta a cascetta. Si fa una cosa più pulita. Sino a notte, in da mulina, con curru, a ferro qua, a chioppa là. Venite nemmeno lo stesso. E riesce una cosa arrangiata. Già ho fatto l'esempio. E già ti vegnai, poi venite una volta. Ma non ha Saluta a buio! Ma morto sta qua! Non è venuto no. Amica, Che sta? ma che sei l'educazione no? Qui già sto trattando la fa. Poi Nanni, già stavi intrattenendo. Si lascia un po'. Marino, ma tu hai poschiatta morto! E poschiatta morto perché io vuoi rappresentante non c'è Ma perché che sei la prima volta? non urlare con me, capito? Non urlare! Devi stare Zitta, che la tavola, ma che state mezzo per caso? Signor, ma come trattate qui? Trattate pure con me? Verità non sta a convenienza, guardate il catalogo, guardate. Ma le viste la mia? Buonanotte. E chi sono? Sono il rappresentante delle pompe funebri. Aggiungo a fare l'esempio. Ma ti possono accidere? O veramente chiamate i schiattamorti? Un Gesù, chi sta venendo pazzo, ma chi l'ha chiamato? Ma gli sì, ma chi c'è da trovare a catena? Ma pigli una mazza di scoglio. E andate vai. Guardate, oggi mi sei ciucciuvetto da fare la porta, ma chi va mandato qua? Chi va mandato? Da punto, mi vai? Ma non signore. Non signore, sì signore invece. I giaggeriti va a chiamare che uno dare chi l'ha chiamato pure schiattamorti. Ma non signore, non conosco proprio un po' di voi. E allora ci va a mandato. A me me l'ha detto guardare lo cimitero. E a me cantante una cantina a fianco. Stavo là per mi fa solo due bicchieri di vino. E mi hanno detto che saluto a voi, gli devo ispirare. E capite come hanno fatto che nei carogni? Io non ci ho voluto renare e loro mi vanno dicendo che sono morte. Ma la gente sa che sono morte, partiamo tutti a renare. Partiamo hanno venuto a schiatta porta, ma piglia prima lo tempo, poi. Un Gesù, e chi va a chiamare? Ma che so cosa passava? Ma per un uomo, ma mi mettete a trasferire a casa la gente prima che uno muore. E facete le prime cosa? E un sangue sperso e chi va bene, sanno visto buono capo, poi. Ah, non basca sempre quello che vuol dire. Donna Antonè, appicciatele che li tolgono la parola.
Cazzo di scimmia Bravo, ecco qua. Donna Peppi ha cominciato pure. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, grazia Dominus tecum, benedicta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis, e l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis. È morta! È morta! E non ha fatto mai cosa sta mia! Ma quando morta! Mi venga a vedo, e vedi schiatta morto tutta la finestra. Poi attorno a te che la cantata apre che regalo da lì. A te che appicciate e candela annazza la maronna. Sta uscendo da mala ora vicino a me, ma si capisce che c'è pensato, povero di mie, è ispirata. Gesù, chi ne sa tanto bene? Mi sento buono, ma sento un leone. Sta buono, chi ne sa come un leone, stai. Chi non muore più. No! Ma che ha chiamato chi sei tu? Chi lo cantante guardaporta, sono venuto qua perché volevano trovare una razza. Zitto non ce l'ho voluto, e allora per si vendicavano dicendo che carnevale è uno. Ma io che colpa ne tenevo? A noi ci hanno chiamato. Si vuole che ne esce fare un hotel, che ti hanno chiamato, che ci fanno fare? Ci vediamo giù tardi, dove veniamo? Non è colpa loro, capito? Voi siete le rete? Forse. Beh, mi sembra che vuoi a giocare. No, ma ti fanno parlare a mano. Gesù, ma non ho capito come sta. Che le siete arrivati stasera? Sì, già fatta la sentenza, dove viene, ci ti manca cortesia. Ricordatevi, è al cielo! No, De Angelis! No, al De cielo! Angelis! Guardalo, allora, cosa ne piglia a schiaffo? E aggiateci pazienza, Raffaele. Raffaele, che sti cazzo hanno assetato. Chi l'appena vedono che uno tiene un male capo, subito si presentano. Che scostumata. Noi abbiamo sentito di strillare i betti. Comunque noi mo sceniamo, però mi raccomando, roba scappa. Vicita in cielo una bella Ave Maria Marotta, che non mi fa sta fuori. Con cielo e salute. Qua ci andiamo, ci devi fare tutto, dove viene, ci andiamo. State buono. Buonasera. Donna Peppi, dite. Permettete. Grazie a Sara, che non mi male che tenim questo bello vicinato che si interessano a noi. Don Raffaele, Poi, avete mandato a chiamare mio. su mire. O meglio mire che c'è stai, un anno 150 lire a visita. 150 lire, lo potevi chiamare 3000. Raffaele, ma che soldi sa fa? Così, voi pigliate co. Mo che bene, vuoi mi fare una mezza visita? Si può fare. Co, vuoi mi fare tu la di coppa così. Ma non basta, basta che stai buona. È un usare. Un notare. Ha già fatto una corsa di notare perché poi non sapendo la strada mi sono anticipato. Ha già portato la carrozzella fino a punto noi. Stavo fermato a piano poi che carta bollata da baccare, Che è stato? Pasqua, ma non... Balleranno tutta la settimana, Ma chi è? piglieranno terra. Ma che hanno pigliato sto tempo? Tutti quelli che mi hanno raranato. Ma che mi sto occupando da posto per portare queste cose, siamo paregati. Poi tu, l'animi che va bene. A chi stanno messo come a uscire la mala ora il caffè? Come a uscire la mala? A uscire. Ma non c'è, scusate, noi dobbiamo parlare di cose di famiglie intime, non ne va a tenere da parte, non feci potete lasciare solo. Grazie a Sara. Non basta. Non è scritto. Va raccomando. Appena tu sangue, avvisate che voglio essere la prima. Lasciamo la gramma, da me, non mi preoccupare. Mi raccomando, non vi scordate. Ya da vei, lo avviso io, ya da vei. Buona Buona giornata. giornata, ya da vei. Madonna mia. Così sto cavolo, così sto. Raffaele, volevo dire una cosa.
pure io dannato il re, dire che uno dà, chi sta a casa, chi dicesse si devono venire un po' a cerimonia, ma te, Ma l'ha chiamato me ragazzi, chi sta persano? Me ne va? E che faccio trovare? Me la monnezza, faccio trovare a voi, me ne va? Mi preoccupate per me, così, ma... Ho trovato la zaccandera, a zeccare su giulelle. Chi sarà tu mangia moracca? Pasca. Non è. Ma non Pasca. Non è. Poi Pasca che sta? No, non succede che le case succede, ma go. Chiamano. Anni! Succede che le case succede, già pensare alla salute mia e all'anima mia. Venite qua, un bastone alla vecchia gusto, venite qua. Venite qua. Venite qua, Ecco qua. Il pandofolo sì. La coperta coppia coppia pieno sì. La coperta chi sto con me? Acchiappatissimo, Una mezza un portafoglio. Una mezza Dov'è? Pasca. Dov'è? Pasca. Dov'è? Ma sei tunetta tu! Pasca. Dov'è? Non Pasca. Ma che bene umile. Si vede che cosa non stanno buone. Chiamano pure un mio prevede che mi ha già confessato. Sundora che non bene tritamente ma era avuto. È un'altra cosa. La già detto ma che bene umile che si vede che umile che non è tanto buono, chiamano pure un'altra. Nati due, nati tre, non badate a spesa, qualsiasi medicina, spendete. Ma come già fuscio buona? E poi non è un'altra cosa, che la tazzi là, scarfamento, voglio essere che mi fa bene. Vabbè, Pasca è vaga a scaffare, ecco qua. Beh, Nanni, fammi compagnia, ecco qua. Ma così bello, così bello, così sto qua, così. Raffaele, raccomando, chiamamelo prevede che mi voglio confessare. No, ma non vi devo dare consigli, che la basta abbonnazione che voi fate a me in questo momento. Che 100 anni che il Signore vi chiama in paradiso, voi non dovete manco chiedere il permesso. Salutate e trasite direttamente a Dice, mi fanno passare. perché mi vengono a far passare? Così. Raffaele, i peccati mi sono assai. Beh, si peccate che trite c'ha ma con dono prevede solo me. Io chiamo 7-8 prima di ci spartiamo un poco però. Ma si può fare. Come? Ma che grande peccato avete fatto voi così? Una brava persona in sta maniera, andiamo bene così. Brava persona. Raffaele, anche i morti, con la coscienza, Raffaele. I morti? Ma qua morti? Qua morti. Scordate la morte che la creatura, i figli ma marito. Ah, già, ho fatto la rabola al mio marito. Vabbè, ma là avete una colpa fino a un certo punto. Perché voi il matrimonio che lei voleva fare, no, vi persuadeva e non restiamo contenti. Io potevo mai immaginare che era per un balcone e si stava con Ah, papà. così, e poi. Raffaele, ricordo, troppo rimisi. Abbonarmi di moglie, mi Ah, dispiacere della figlia, Ho fatto la buona che ho dispiacere che perdette la figlia. Perché scoprette la relazione segreta che voi tenete un componente, dopo un po' che si recettava, vabbè, così, ma là fu tutta una conseguenza, E poi fratello, che altro avete da dire, fratello? E poi discutate l'episodio Roma Maestri, musica. Ho fatto Roma Maestri, che si sparava. No, perché voi le protestate va a cambiare, un po' eravamo pigliati i coltelli e si sparava. Vabbè, così, ma mica è colpa vostra, scusate, potevo mai pensare che... Tu dovevi a sparare per non cambiare. Ma si tu. A me, là si è buona a cambiare, lo si chiama, insomma. E poi, fratello, che altro avete da dire, fratello? E voglio un lungo, fate lungo. Raffaele, io ho peccato più grosso che per tutta la vita mia ho fatto il peccato di Zaccheo. Qual è, fratello? Io per tutta la vita mia mi ho mangiato i pelle di cristiano, lo sangue la gente, ha già spezzato di renare anderesse. Sciocchezze, figliolo, sciocchezze. Come parlate voi allora le banche, hanno tutto quanto all'inferno. Non è un grande...
una lucetta in fronte e schiaffa, rimane un dovuto sopra l'ocio, Raffaele. Raffaele, ma come i gessono combinati di questa maniera mi fai venire tu schiaffo? Oggi che io sono amico come il ciucciuetto l'aspettando la volta, che le già Dio stava, come sto che questo fatto che voi non potete dire Raffaele, non chiagnere, Raffaele. E io voglio bene, Raffaele, non chiagnere, non tengo per malaugurio. Ma perché t'ha già voluto perdere, perché? Raffaele, tu non mi hai perso ancora. Ma sarzatemo un po' che si cucinare, tu mannaggia. Ma che devi se qua? Ma che devo fare tu a fare? Ma che devi sa coppole ricetta La mu? confusione, Come non mi ho letto un po' fuoco? Raffaele, che sta notando? Volutore, signor Notaro, prego, questa è casa vostra, signor Notaro, prego. Don Pasquale? Ecco qua, sta qua, Don Pasquale. Cazzi. Ah, Don Pasquale, come andiamo? Non dai, simba. Ma che state dicendo? Voi state una bellezza. Così spero sentire di voi. Grazie. Don Pasquale, io incomincio a preparare con il vostro permesso. Preparate. Ho portato anche la carta bollata. Questa è la migliore sede della casa, non conservare per le prego, accomodate. Grazie mille. Buongiorno signor Notaro. Un Buongiorno. po' di latte, signor Notaro, un po' di latte. Ma pigliate ma creato un coglione. Non hai, fa una cosa. Usa un latte all'ancora. E portati a Raffaele la parte rinda da Nannina. Anzi, chi ne si è assettato? Raffaele. Vieni con me. Notaro, vi raccomando. Ma Pasquale, posso? Iate, non dai, iate. In nome di Sua Maestà, Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia, alla presenza del sottoscritto, notaio Girolamo Consiglio, fu Francesco, io, Pasquale Capuozzi, fu Nicola, in piene facoltà mentali, lascio... Notaro, ripetete piano. Io, Pasquale Capuzzi. Fu Nicola, in piene facoltà mentali, Lascio. Tutto è pernuto, poi sta contento cuore soddisfatto. Tutto è voluto, capire l'oggetto, lettere e ritratto. Si vanno domma barbaramente, rutta sta catena. Chi forse soffre, chi forse chiagna, ma poi ci pensa e dica, ma fai pena. Congetti, e prima vaso tu l'ha già avuto io, sti vaso cammerato, l'ha già stipato, e manna, fa complimento quando per scusare. Forse a che st'ora hanno deciso già quando ti sposi, ma tu ancora perdere tempo e per tu hanno scusa. Sto pover'uomo che tiene a fianco non capisce niente, pure se soffre, pure se chiagna, perché ti vede freddo e indifferente. Congetti, e prima vaso tu l'ha già avuto io, sti
stivate camminate, la già stivate e manna, fa complimento quando per sposare. Stivate camminate, la già stivate e manna, fa complimento quando vai a sposare. Yamma hai venuto? E che vai pure presto? Qui cana già venuta. A comincia prima. E perché prima tu? Vuoi a cominciare io? Allora facciamo il punto. A me, 1, 2 e 3. Siamo poi a E cominciare. babà, cominci tu? Uè, sei stu lavoro, tocca a me. Quando mai, io vero? Maronna mia, come si scazzellosa. No, sei tu che sei un bugione. No, va a te. Maronna, mi va come l'antipatico. Voi che non potete pazzire, lascia stare morto. E chi è? E non ho marito manifesto, è morta carnevale. Neanche pare brutto. Mamma mia, quando è brutta. Dopo fotografie per ancora più brutto. Maronna mia, si sonno stanotte. Raggiunna, è arrivato la coppa. Un morto là. Oh, io stai dicendo pure la sarà vostra. Nemmeno me lascia la madre 17 volte che sta con la stamattina. Ma stesso rindo lo vai, ci sto mezz'anni. E allora scusate, pare brutto per chi vero. No, per carnevale, non so merda, ma per rispettare la morte. Che cacchi, prima e chi roppa ci viene una felicità a tutto quanto. Ma voi dite un po', chi le vedono a me che tenga la coppola in capo e non sentono cantante che sta cantando in da cantina. E purisse sa varia sta zitta. E che porcaria è. La meraviglia di Don Giovanni, che ci permette. Lo sappiamo noi perché ci permette. Ma lo sai il cantiniere che qui a fianco vi è un morto? Come, non lo sa? Chi la ieri sera non voleva sparare il botto. Voleva appicciare sì e ben no, voleva appicciare. Oh mio Dio! Chi ne si appiccicata da tanto tempo per certi soldi che carnevale non prestai a buon animo rufati Don Giovanni e non ha potuto avere. Il carnevale diceva sempre che quando il Signore so chiamato era affrontato di Don Giovanni fino in paradiso. Facevano l'alpiccico dei defunti. E mo. Oh vero, ma facci sta zitta sto cantante. È proprio una cosa che non va. E chi sono? Buio. Io. Ma faccia pazzi, non ne volete fare buscare stamattina. E poi lo chiami. Don Giovanni. La ci chiama. Dite, Donna Peppi, dite. Don Giovanni, avete fatto zitta a chi le canta. L'ho detto quante volte? Io non ce la potevo, che cominciamo la mattina. Chi lo sta cantando un'ora della cameretta, che non danno niente a che pregare. Oh, bene. Eppure si sente. E chiudete almeno quella porta! Tanti a cucina. Sì, gli dai che il fornello appicciato ma ci fa fine del zoppo. E allora sanno sentire i suoni chi che canta, come morto là. Ma perché chi è pure un morto che deve essere rispettato? Tutto quanto hanno a essere rispettate quando sono morti. Uè, per quanto lei chiama? Chi? Per 200 lire che avrà sei a mio padre è buono. Ma è nel momento che mio padre non c'è potente, no? Talmente come il seguitare. Mattina, io ora e sera. Tanto non tuosse, e tanto non tuosse. E prendere in due peghe dove c'è miliardi. Io faccio morire. Vabbè, ma è morto purissimo. E quando uno muore è scusabile. Fosse viva, dice, io ce l'agio. Ma chi l'è morto? Con chi va pigliato? Deve essere defunto. E hanno ragione! Sì, hanno ragione. Avete ragione tutti quanti. Hai capito? State zitte! State zitte!
fammi sorticcia. E che diamine, certi rancori dopo la morte dovrebbero sparire. Gesù, Gesù, non si conosce più. Signor, l'ha ricordato quando è? E come quell'omone? Chi le può chiesto chiamavano carnevale? Ma non può parlare male perché stavamo una verità. Ma chi non ci va a ragione? E chi l'ha buon'anima? Su canne su sangue la gente e mangiando si pelle dei cristiani. Lasciare 300-400 mila lire. Veramente? Ecco, ma no, è come se facevi. O 100 per 300. E certamente quando va a morire, quando l'ha scontato fino al 2006. E tu parla sempre. E mo chi va tutta sta fortuna? Chi non tiene a nessuno? Non tiene a nessuno? Non ne può, non avete visto. Chi non ha appena saputo che oggi stiamo per morire su ecco tutto. E braccia a Isa, spirato. Ma io tengo paura. La carne va. Quando mannaggia a Mauta. Avete fatto sta mia. Lei, una cusarellone pure. È tutto riso. Ah, femmina sono. Ah, chi? Aveva una femmina. Donetta a ta. Non sape quello che è lui? Donetta. La cameriera? La cameriera. Tanti anni fa. Chi le mo sono 15 anni che fanno vita unita. Sì, che vergogna. E non ho verità, come so chiaro. Vedete. Dica ciorta. Mun, è come se mangia una uva. Chi lo sapete greco? Carnevale. A mannaggia chiamava per fare i servizi. Poi mi piaceva come faceva i servizi. E la mettete a parlare dei servizi, capisci? E lei? E che era scemo, signore? Vabbè, ma sembra un sacrificio. Ma che sacrificio? Ma che fastidio le potevano vecchia a quell'età? Che le si tenette a posto, perché pensai che roba arrusava tutte cose. E l'aveva rifatto pure io, e pure voi, signore. Io no, E se no? Chi è Don Giovanni che mi aveva stazito? Tu! Non ce l'ha avuto bocca, cominciamo la mattina! Ma come? Mo che tra su una comitiva e gente? Una tabuliata di 15, 16 persone. Mo che mi posso buscare una lira mi sto zitto. Io non canto per pazziare. Canto per me a buscare la gambata. E chi mi leva la gambata a me? Ma vai! Ma là stanno morti. E qua c'è sta una cantina e dinda cantina si canta. E io canto. A voi! Suonate, suonate! Ma guarda, ma scostumare! E ringraziati che mi hanno mantenuto, capito? La verità, Don Gennaro, io non molto onesto. Gli altri là è industata Angelo. Ma che c'è giusto? Ma lei da su, Si può mettere un buchino? Dunetta. Fammi sfugare. Ha avuto che babbo, la vita ha potuto perdere fino a un certo punto. Ma non avete visto che chi le prime morì a cui avanzava? Sì, perché sì. E chi li so comprato? Ma io non mi aveva lasciato! Non aveva lasciato, vuole tenere sì tant'anni. Ma voluto bene, ma voluto. Sono i primi giorni che ha cominciato a si sentire male. Ma hanno chiamato notare, perché già rimane tutto cose scritte, tutto cose chiare. Se no lo voto, a campa prendere!
quando me ne tu non c'hai. Lui ci stima. Niente, io me ne sento po'. E chi tenevo coraggio a sentire? No, ma nessuno ce l'ha vista che sto a fare che sta suonando che ha fatto. E come? E come non ce l'avevi il marito? E non ha voluto sentire. Hai detto che issa canta per mangiare. E non per pazziare. E ci diamo noi qualcosa ai soldi, basta che non va. Oh, vero? Raggiunta! Sì. Ma riuscite a ma vieni un po'! L'unico che pensa a fare lui è va. O ciò dichi. Bravo. Basta. 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 Chi ho visto che mangia sta zizzo? O di chi? Voi che dici? La vita mangia con cantare e va via, basta che non canta. Sta bene. È un momento. Vedi? Da papazzia, E poi che bello non potevo fare la lavantina e mi va buono. Sì, signor. e ho avuto pure 20 lire. Ina, c'ha avuto ancora io. E l'avrai, l'avrai. Te avrò. A tu si diceva, i viaggi umani, tutte cose scritte. Tutto chiaro. Sì, no, nipote, ma non te lascia la guerra. E così che è chiaro, che non la lasciate manco non so. Gesù e che non Raffaele, sta venendo, sta facendo tanto a lui. E mo sì, dopo che vedo l'utare, si apre il testamento e sa che ho zio. Ha rimasto tutto cosa a me. Vabbè, voi fate un'idea ancora buona. C'è dato voi, cocosais. A me! E i tradessa volontazzo! Non facciano un bello rispetto, sarebbe birbante. Se non ce l'ha rimasto zio, volisce che gestivano i scini dei giorni e ci rimane. E chi le viene a rianzone e mi fa spremere la paura! Anzi, buongiorno. Anzi, ma che cioccolato, ma è bella cavara cavara. No, raga, niente cioccolato, niente cioccolato. Ma che volete fare in debolezza veloce? Poi, a te metti la cioccolata. È pronto? Ho 24 ore di passaggio, una goccia d'acqua. Alza, mi sono sala. Via. Allora, via. Anzi, il biscotto. No, la bene niente biscotti, niente biscotti. Con la gira, sono savoiardi, danno nutrimenti, giusto lui. Stavo facendo che sta. Ma non ti può fare. Spariscono i biscotti. No, stiamo che lo abbo. Ci pare. Don Raffaele, scusate, ma che tu dite in questi cazzo? Ha già fatto un po' di spesa, non mi dite? No, pare brutto. Ma pare brutto. Quelle mangiare il sostenimento non è scosto motivo. Andate, dove Don Raffaele, Poi. non fate cerimonie,
Nannino poi a cucina pure vinta domenica. Anna Filomena, grazie, se permettete mettiamo pure la tavola in da tu. Figurato. Grazie. Don Raffaele, scusate, ma non pisciavi da via? Ci piace che le mie cifre. Ah, di me cifre come facciamo? Ma studio, Nanni, ma raccomando, arrosto la fuoco lei, farò per se le vespi, e conce bu, e fai con la di ho poche produzioni, ho poco ruolo, io ho pochi asino. Ma pare che non vuole te scordate niente, no? Nanni, metti una cavolata, facciamo poche ma la pasta ma facciamo che la salsa marinata, Ah, Raffaele, facete che la cavolite voi facete sfugare. Facci da scuola, facci da scuola, Anzi, voi dovrei come me la mano in da cucina, la cucina non ho che Nanni, vieni al fuoco, già sta appicciato, metti solo un dito di gravone che stanno sotto il fuoco là. Non vengi, non A te quanti avevi? 3 lire. Capu, 3 lire una tazza di cioccolato. No, la tazza di cioccolato è 80 centesimi. Poi la signora si è mangiato uno biscotto, sono 2 lire e 15. Ah, ti 11 biscotti. Ah, Raffaele, ma che ne sai, che ne sai? Certo che le pulvare pulcerate se non ti va a contare i biscotti. Il resto è mangia, va. Grazie. Andiamo con il andiamo su. È venuto o non voto posto? So qua, perché che succede? La principale lo so. Niente, Raffaele, andate una vicina lì. Avete detto 20. Perché non avessi vinto lì, non c'è Niente, Raffaele, che lo stiamo cantando qua fuori, poi basta zitta, mo che non c'è capito? Ma basta dite chi sta a 20 lire. Scusate, ma fa cantare poi quando avessi mano? Ma io quando vengo qua a buscare la campana e se non canto più che faccio? Vengo qua per divertimento. E 10 lire non da basta, no? E ci stanno pure le suonature, sim 3. Che facciamo? 3 lire e 30 però. Ma non gesticola che ti piglia a schiaffi, Ah, che non Raffaele, gesticola. A chi ti sta artigiano, muove in mano. Manderò a cambiare e sarete serviti, va bene? Ma siamo qua a parte di che avete fornito, no? Avete un minuto all'ultimo, ma vediamo a fare che siamo qua a Marano, quanto è bello! Marano, quanto è buciardo, quanto è buciardo! Lì, uno può cacciare di soldi. Però, ma anche è giusto. Io ci ho diceva, Don Raffaele. Ma non ci non porta lui, sono fatto 3 lui, sono fatto 3 lui. E perché gli la cacciata Renato? Quando poi alla fine sa che non ha niente. E con che coscienza poi? Ah, femmina sua, sì, e una potica del sangue no. Oh, lasciate la putessa, è stata a fare spesa. E chi se non so fare 3 turni, vatti a fare una camminata, va che tu sei piccerino. Va. Don Genna! Don Genna! Non aver dato un balcone, stai chiamando un cane, stai chiamando. Prego, signor, dite. Chiamate il nipote, con una scusa ce lo dite. A chi, signor? Al nipote. Ma mi faccio pazzo. E perché? Gli c'è aggiunto una cauciata nella cantina, non mi fa nada, non mi fa bene. Esagera. Ah, da bene, mi piace, tu come pazzo. Ma sembra la luce. Basta, una parola però. No, parola però. Parlo io. No. Allora da porta, che non sa come parlare. Chiama Don Raffaele. Affè! Affè! Che succede? No, ma che stai dicendo che sta giornata via da voi? Dice la cerita. Tu non sai parlare. Vanno a parlare. Ma chi va da porta? Vanno a parlare. Ma chi va? Vanno a parlare. Raffaele. Raffaele, noi per scrupoli e coscienza, ma vi mi dice che... No, perché siccome stiamo vedendo che voi state facendo un po' fine spese, state venendo, allora sapete com'è? Anna Peppina. E parlate un poco pure voi, non mi facete dire tutte cose a me, una parola per voi. Ma voi dicete? Pure sa quello. Ma che succede? Don Raffaele, prima che venisse la moglie, tu metti qua fuori, a conversare che non c'è niente, discite voi. Ha conquistato? Che ho molte prime foto stamenta, voi capite? Ha detto ad Antonietta, voglio rimanere tutto scritto e tutto molto chiaro. Sì, non nipote, ma a faccia pretese. Quasi a far capire. Insomma, che avesse lasciato tutta cosa essa. In altri termini, Io? Non ha niente. Numero, io ci ho fatto la coppa a 400 lire.
l'anime chi te! E chi mi hanno dato perché sanno che all'ultimo già violasci! L'anime chi te! Ha girato 100 lire appunto tardi per vestire all'ultimo. Ha già affittato la carrozzella di seconda classe, ma io sapevo che se già pigliava la carrozzella di seconda classe. Io facevo in colpa la carrozzella, lo facevo. Ha già fatto pregare al caro zio, dal nipote donato. E chi è pagato tutta sta gente, ma chi è pagato? Vabbè, sempre sangue vero. Ma cosa, che le stanche porche? Ma benedetto Dio, voi senza sapere mettete a fare tutti questi scelte. Ma che già fa? Beh, voi avete cagnato. Non ci vedete ancora, chi ma pure presto. A me ne sono una truciniamo, non per dirmi tutta la giornata. Ah, ci fanno a cagnare a 1000 lire. E non è facile la cattura. 1000 lire? 1000 lire è così, avete visto mai tutte e due? No. E mai la verità dove? Beh, certi mo un botto di cerente fino a quando non sarà potuto sta meta ma conviene sta ziccia. Ma raccomando, non mi dai niente, Buongiorno. Dici? Ma raccomando, lasci la camera, che sangue. Adi, ma che volete mettere via a letto, però voi uscite a capire un carario, dici. State per casa. Buongiorno, permettete che capite un casa già voi? Ma uscite come se esisteva la casa vostra. Ecco qua, zio, vi devo essere sincero. Ma povero zio, quando mi annacchia a monutare, mi ricetta una pota mia. Io già rimane tutte cose scritte, tutte cose chiare, tutto specificato. Se non tu ne a faccia pretese. A queste ricette. Ma non lo so, poi che sto a lavorare. Ma che le starà dicendo? Gesù, è pure a me ricetto stesso. Io già rimane tutte cose scritte, tutte cose chiare, se non ne puntano, non te lascia la porta. E vabbè, forse l'avrà detto per essere lasciato in pace durante la sua estrema volontà. E ve lo dimostra il fatto che quando mi ha detto notare, o povero Dio volete rimanere su. Che ho fatto è lunga. Mo, ammesso che avesse lasciato qualcosa pure a voi, data la compagnia fatta i servizi resi per tanti anni. Ma perché questi denari si devono dividere? Voi rimanete su e non può essere. Siete ancora troppo giovane e bella per rinunciare al mondo. E dico 400-500 mila riprendate a crescere, ma a me che faccio? Saremmo dei corutari, ma si capisce che dal momento che posso cercherò di sistemarmi anch'io. Ma papà, Mi sa che le cannelle serviranno a doppio uso. Sì, sassa combinando. Raffaele, che vuoi riuscire? Gesù, che voglio dircela. Dal momento che voi dovete trovare, e io già trovato, se io non vi dispiacesse, dato che voi a me non mi dispiacete, ma perché non rimaniamo tutte cose come sta e ci uniamo zia e nipote alla salute della buonanima. Ma che ne sta messo? Qui che si sta a girare, Non può girare la non vi preoccupate. Anni, che pagate la doccia? Allora poi ci devo mettere un carro là, oi. Anzi, prendete tutti. Quanto è bello! Non è, ma tu ti fai pure tu una bella passiatella. A me. Buongiorno. E chiama. Mamma mia, quanta gente! Tutte vittime! Io vado da quella parte, buttassero i confetti. Oh signore, vengo anch'io. Buttarsi di confetti. Abbiate per creatus. E creatus si buttano i confetti. A chi sta Massimo Bonittegli a ste? Sì. Vieni. Aspetta,
Chi lì sa dove farlo a fare, mica. Noi stiamo qua, l'incaricato addosso sta. Lo chiama subito. Sì, sì, chiamalo per da caffè, no? Garafè, venito. Buongiorno. Ci vuoi più pigliare? Piatavilla. Ma capito? Che la cascia è piccerella. Dare un pezzo. Babbo, la rugniamo un po' che cosa? Ma che rugniamo? Se non voglio comodo, ma che roba che hai dato sangue, mi fai sapere. Volete fare? Ma che si vede a cascia è piccerella. Io ti certo pure, mi raccomando, pigliate a misura più grossa, a misura più grossa. Ma sì signore, che è la seconda taglia. Ma pigliate per una maglia, figlio. Che la cascia è buona. Che è corta e stretta, è corta e stretta. Si vede, è corta e stretta. Come stretta? Che lei barba da Gennaro. Ma come ti dice cerimonia, non la fai? Oggi non è che provando sulla voce. A forza che si dice l'anno con me, ma ci devono Ma parlare. permettete c'è un monocchiato. Che da fare, che da fare. Come? Raffa, Oh. ma è cannella di là. Ah, ci vedi a credere, ragione. Pure il cannella? Pure il cannella. Madonna mia, ma che state facendo? Lo stanno ammuprando come me, allora? Ci mancano 30 centini. E mo che arriviamo una volta al magazzino. Ma tu hai misurato buona, metti da camera. E mo prima. Ma che non avete scritto, ma qualcosa che piglia a schiaffo, no? E tenete pazienza, non Raffaele. Ma voi capite che non fa fatica, ne dato un magazzino, non fai scomodo amore. Si è fatta la volontà di Dio. No, ma stasera voglio la camera azienda che venga a voi. Ma chi ci ha Sì, dato metta, mamma di Dio. Allora, ti devo convinto, no? Purtroppo. Andiamo a vedere, riempiato un magazzino da voi, dove è? Facciamo una cosa, tu rimani che io corro un magazzino, capito? E fa presto, che avverti il cocchiere. Questo notale che non si vede venire, dite me. Aveva venuto. Era venire qua. Da qua se 5 non si vede veniva. Pure per capire che sta scritto da sto testamento, perché se come dite voi, che io non ho già avuto niente, da questo punto metto l'anima in pace e non mi fornisco in guaio. Uè, ma che hanno fatto? Non se l'hanno portato Ma che più. fanno pigliare? E in un momento, compagni miei, io ti pigliato la caccia, che stai piccerelli. Ah, pare 1000 anni che sopportano. Tutto l'occhio cadendo. Unità! Oggi un bicchiere di vino veloce! Non giuoca, un bicchiere di vino. Signor Natale, poi di vino, signor Natale. Che cos'è? Di vino. Un bicchiere di vino. Hanno fatto santo. È simpatico, in fondo a destra, la prima a destra, Natale, vengo subito, la prima a destra, la prima a destra. Come rispondi? Ma non mio momento. No, tu come dici? Se no sto fatto passa dopo un mezzo per me e per te, come rispondi? Sì. Sì, oggi perdono, ma sì! Qui, ma avete visto qua? Ve ne siete accorti pure voi. Niente di me. Ma pare che non potesse stare strano da fare. Mica è scemo quello. Adesso si aggrazia alla zia in caso che non ha niente. Ma a me mi pare che sia la stessa graziana, pure un po' troppo, però. E che caspita, almeno faciteci prima un cadavere. Donna Flume, ma da chi muore? Chi la roba sa sette ne mangiano pure. Hanno apparecchiata la tavola, rindato me. Ma sapete, questo testimone va a lettura del testamento. Oggi no, facciamo questa grazia. A disposizione non ho fatto. Ma non testimone, ci vuole tu. Un testimone che parla, ma serve, deve sempre dire che... Nada persona posso fare io. Come no? Può essere anche femmina. Per incaricare. Grazie a Sani, prego, Donna Maria, grazie a Sani. Ma un notare è venuto, sì o zio? Ah, è venuto. Allora mo se legge il testamento. Questo è un momento decisivo. La massa. In nome di Sua Maestà, Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia, alla presenza del sottoscritto, notaio Girolamo Consiglio, Fu Francesco, io, Pasquale Capozzi, Fu Nicola, in piene facoltà mentali, lascio... No! 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 Allora, spiatamente, lo vado a vedere a lui, spiatamente. E in un momento, compagni miei, io ti pigliato la caccia. Tu devi bucare la cascia là, ya. Ma non ci sta. Ma che faccia sono la riportata tu? No. E mi stai gusto, che da stata, gusto da vedere bucare la cazzo. Sir Raffaele, ma che fa? Ha lasciato tutto con Sandunello.
non vitalizzi 30 di nome Santonetto e tutto il resto alle opere pie. Voi capite? Non mi ha fatto male per 70 anni di seguito. Ho avuto fare una buona azione prima di morire, dice così a magari mi presenta innanzi a Dio la coscienza pulita, che ogni merito! E spesi le sei. Ma da fare notare. Io solo non ce la faccio. Cavezza. Venite a mangiare una mano. Grazie, non ce la faccio la mano. Uno schiatta morto, non la basta. Uno schiatta morto. Avete capito? No? Non mi ha sempre fatto del male, ho voluto fare una buona azione. Ma quando vuoi a me? Hai ragione, non è un po' di cai. Che cai a fare? Va, quando sono uscito, chiudo la scena, va. Voi non venite a pezzo su tutto un po' di parole. Di tanto messa la strada poco amputata, non voglio appresso a nessuno, va. Raffaele, la salutare che devo salutare. Io non te lo do nessuno, grazie. Il saluto è degli angeli. E non venuto manco ieri, abbiamo fatto la tua Gesù, Moderate i termini. No, dai, va a raccomandare a voi. Io non responsabile vado a trovare che le canannazze potete fare un morto, faccio vita. Senti, io ho scelto la scuola per questa parte. Prima tutto a pigliare un caffè e ci ricetta, ma raccomando, signor Notare, dice D'Angelo, signor Capuzzo, sentite, voi dite uno solo, che porta il vostro stesso cognome. A lui dovete lasciare il lascito, a lui e a nessuno più. Invece il cane, non mi preoccupate, faccio un dono da andare. Professionisti, tutto inutile. E glielo dissi alla buonanima. Ma appena feci un cenno per perorare la vostra causa, sapete come mi rispondeva? Vi avete paura e facete notare. Sapete scrivere? Scrivete. E oggi scrivete. Avete scritto? Allora non accompagna è stato buono. Ma che è notato? La quantità d'ore pesce. Oppure se fosse a mangiare con meno po' di pesce, che dici? A me? Ma io vi faccio parte. Voi non sapete chi sono. Io sono il noteo Girolamo Consiglio, conosciuto in tutto il paese con tanto di laurea. E che ne servono a caffè, a carrozzella, a riga e spesa. Ma perché mi hai preso? Te la pigli con me? Ma perché non te la pigli con abbonato? Non mi dico una cosa, siamo buoni a sentire. Quando hai detto tanti, o testamento mi attendo faccio scrivere. O testamento, vero? E che c'è scritto testamento? Che c'è scritto che lasci? E riempie dei bruci che tieni. Ma va fate che va. Avrà ragione, vostri cilinti, avrà ragione. Fatemi passare per cortesia. Vuoto vananza. Ma quando ne so? Ne vediamo sciopero di stuono, no. Vuoto vananza. Allora la verità è che cane è morto di sciune. Addirittura. È carnevale di sciune, né per te né per me. Se c'era qualcosa non ce lasciava appena. Dicevo questi soldi che me ne ha già visto bene, io ma verità venne bene puglia. E
E invece ha lasciato tutte le opere pie. E più piglia me. I sono piette per la capo per. Quando avevo questa intenzione, ma io dicevo bella chiara che tu senza capire che tempo che cangia è scenita. Invece tu vieni che hai vaca per. Dici per spese, chiagni, perché io già chiagnuto. Alla fine ha così di lavoro. Ha così di lavoro. Senza manco lasciarmi 2 lire per dire, te disgraziato. A cattadello non può accottare le sigarette. E così siamo ragazzi. Ma così siamo. Pagate per imparato a pure. Che c'entro io? Mi stai a seconda paliata stamattina. A donna Filomena l'avessi in abito a mangiare con una certa compagnia. La facendo cucinare roba. Vediamo, la roba ci sta a tagliare. Donna Filomena, dici per Orlandone? Allora punite capizzelli, devo mangiare pochi pesci con lui. Grazie. Ma perché tanto ti stufi? A me si è chiuso questo. Oppure c'è biscotto le vedremo. Certo, avete ragione. Io accetto, ma che vuoi fare qualche compagnia, Ma vuoi fare sta roba che ci sollevata? Sì, a roba non cuciniamo, ma mangiamo con loro, Grazie. Quanto mai? Ma poi, donna Peppi. Vale Bruno. Caffè? E donna Peppi? Invitiamo pure donna Peppi, tagliare. Donna Peppi? A me? Dici? Allora, venite a mangiare un po' che pesci, intanto donna Peppi. grazie, abbrigatissima. Ma così facciamo un po' Sì. Ma poi? Raffaele? Signore del quarto piano! Raffaele! Anna Filomena che non ha avuto nessuno lascio. Per vedere i primi 30 anni che ti aspettavano me. Raffaele, mette manifesto! Tutto, andiamo con donna Peppi, c'è una mano nuova che proviamo. Come no? Andiamo alla zanata. Nenni, che si dice? Ci hanno invitato pure a noi. A pranzo? Niente, a mangiare con loro. Ma è la stessa cosa. Noi pare che andiamo per mangiare. Andiamo per tenere compagnia a donna Antonella. E poi si sa, loro mangiano e noi teniamo momento. Teniamo la forchetta e puzzucoliamo pure noi una cusarella. Sì. Oh, sta, dove sta? Ma vengi via! Aspetta, ti rompo una mano. Don Raffaele, veramente io da voi questa cosa non me la sarei mai aspettata. Che cosa, scusate? Eppure abito qui al primo piano. Ma qual è l'argomento? Non riesco a capire. Avete invitato tutti a pranzo meno che a me. E manca a me, signore, sto dicendo niente. Ma vi verità 2 pezzoni. Io ci ho fatto testimone, ci ho buttato morto in coppa e spalle, non sto una pelle bocca. Scusate, ma quella è stata più che altro per tenere compagnia zia, per capito? Vabbè, come ce la tenevano loro la compagnia, ce la potevo tenere anche io. Ma per me figurate, ho accomodato mangiare. Avete visto che c'è stato un equivoco? Grazie, Don Raffaele. Prego. Grazie. Ma che succede? Ma che sei da Entrate, non vai tu Siamo sti mano faccia, metto che... Angiannato, chiamate poco pandini che ci metto un pochino in ufficio. Prima avremo fatto 30, facciamo 30. Ma non beghi, allora non mi preoccupare. Ormai. Vuoi abitare a cagnare? Sì, ti ne già ancora. D'altra parte, il porto sarà una cultura, con me può cantare fino a settimana e mattino. E chi canta? Che le sono sogno tutto qua? Ma te ne produci che già fa. Veramente, mi devo accettare se vuoi, veramente. Vieni a casa, già capito, vieni a casa. Mi sono diminuita male. Mi da mangiare pochi pesci, andiamo a me, va buono? Grazie! Unici, ma cane. Voglio! Venite, si va! Grazie, Don Raffaele. Don Raffaele, grazie. Grazie, Don Raffaele! Veramente, mo rimanga pure io, uno tiene menta. Don Raffaele, un ministro. Che voleva dire, ma tu paghi un ufficio. Allora, tu vieni tu ricordi che però io mi sto attaccando alla cervella. Angianata la mano pure qui a mettere la meta, non lo mettiamo mai. Va, grinta. Ma mi scade pure a me. E a me la mano a Anna Filomena mi sono permesso di invitare un po' di amici. vabbè, un in meno. Riesci
chi non riesce magari, Raffaele, ma che ti passa per caso? come passa? Stiamo pensando che a questo momento abbiamo essere ricchi, invece siamo più pazienti prima. D'altra parte come si dice? Due cuori, una capanna. Raffaele, ma quali due cuori alla capanna? Tu mi hai detto sì. Sì, Pasquale lasciamo l'asse di sua a te. Ma visto che non ha lasciato niente a nessuno, che facevi? A montare imbarazzo le pazzie. Tu ne hai avuto 39 mesi, scusa. Ci sei arrivata a mettere su casa. Ma non si fa sta ancora rindovarsi Roma. Amore, di là non l'hanno posto buono a fare niente. Oh, ma dico io, tu sei un uomo visto una ventina di volte. E se non era questo fatto continuavano a non darci retta. Ma dove ti è venuto tutto questo amore? Tu hai pensato, sto fatto può fare i soldi. Ma mo che i soldi non ci stanno più, tu che fai? Tu ti sposi a me? Ma ti sposi? Ah, Raffaele, lasciamo stare. Io non tengo sorte con l'uomo, no. O via zitta, ma pigliare che teneva 16 anni. È successo quello che è successo. Ha già fatto compagnia per 25 anni e seguito. Fino a quando non ha chiuso l'ultimo. Devi stare con me. Io potevo mettere a fare capo, ma pigliava tante scioffere, tu la femmina che faceva l'uomo a me, che dici? Ma no, Raffaele, mi sposo pure senza lascito. Tu non mi sposi in qualche deriva, dopo che ne faccio un mistero. Vabbè, Raffaele, a maggio che andiamo a casa, che andiamo a quartiere, sei lui. Pure lui? Pare brutto, va gente. E poi sposare. Allora è fatta. Tazzi, ma bravo! Va caffè. È un po' di pronto tu lascia bene, aspetta. Raffaele. Che te vuol dire, ma non hai tu uomini? No. Io tengo 100.000 lire in coppa. 100.000 lire? Sì. Ti ho già pensato a picciare, sapevi che ha giù un tuo Ma non nazi. È come si è diventata bella, bella e buona, anzi. 100.000 lire, come si è bella, anzi. Come? Ti sto qua! Adesso sta là fuori. Maestro! Ma visti che bacchetta in mano, chi sei? Dimmi a che la cascia. Ci vanno due persone. Gli amici, io non Galetta! vedi, amica, Ma guarda, dove sto? mo ci un balsamavo un muro. Ma che la cascia là, Guarda, guarda tutta tutto. la cascia, ma te ne tu, Maestro, io già essere pavata. Cioè, capito, ma io di queste cose. Ci parla con il principale, con il pozzo, parla con te. Luate in mano a culla. Non mi hai fatto bene, fammi vedere, poi. Luate in mano a culla. Guarda la Luate Cosa succede? È successo lì? A cui lo comparato, che state facendo? Cantate, suonate! Che stia l'ombre sciugni, casa balla tutto vis, provettiamo un pizzo in bis, che fanno due cariz, strette mano ma se frizz, provo guzzette già frizz, come tanta banalizza, che la scina schizza fino a quando non scavizza che stia l'ombre sciugni. Oh, passa niente, Camillo, mo te coglie, mo te veda, quella io!
Gesù, ma voi veramente riuscite? Margherita, non mi colpo. Non mi stiamo venendo a riuscire. Come che passi ancora per mezzo a casa? Mamma, stanotte non mi facete dormire manca a me. Capisco, ma voi poi non ve ne avete potuto dire da parte? No, ma rimane fatto. A costa e mi danno a bere. E chi ce l'ho, qua? Che se saranno tutte che facciano chiara chiara. Ma non vi potete chiamare un po' a Nannina per fare compagnia? Nannina, che le per l'impressione più sa la camera e se ne più da darsi. No, ma rimane che hanno sapunato. Ma vengono tutte cose. Sta roba non mi offrire orecchio. Vedete, quando morì mio suocero... Oh, Federico, e non parlai morta. Tanto per dire, dato che io mi venevo in da casa, mi succedette lo stesso fatto vostro. Moriva sempre attorno. A dove votava, là vedeva l'ombra sua. Io la mattina mi alzo presto per andare a deposito. E beh, io andavo in cucina per lavare. Io volevo che si pigliano l'acqua sotto la fontana. Mi scarfavano poco di caffè. Io volevo che la tazzuella in mano, che si stava pigliando prima di me. Scendeva e lo incontravo a Bascio Palazzo. Poi mi aspettava andando al deposito. Saglieva un troppo dramma. E io prima a fare sto biglietto era mio suocero! Ma Federico, non ti scite palle! Ma che palle e palle! E lì che io volevo, no? Oh! Madonna mia, Papà! Madonna, che Federico, ma questo mettere paura. Olha! Madonna! Olha! Madonna mia! Non può credere! Sta là! Sta là! Vedi là! Sta là che non sta là! Buttata villa! Non c'è niente, che rimane caldo quando va mattina. Non andate a dormire, vi lasciate uno solo. Tanto, io 3 giorni tu a casa. Volete niente a noi? No, grazie. Date va buono. Ah sì, non è chi non mai, Carnevale è morto. E quando uno muore, non esce tutte cose. Ma qui ho vero che credo che lo spirito dell'individuo torna a padre. E che ve ne faccio? E poi, se proprio oggi se ne chiude, che ve ne a fare? Al massimo, se vengono questi 4 scartabelle che non si è potuto portare. E per farne che? Ormai non fa più usurare. Non mangia, non beve, non vestito non so fare. Per bravura. E si può vedere, poi là noi, sta là, a Ravelluccia, e vi guarda, ho venito, ma come sta? Ma tu avresti mucchiato, a già ti passi felice notte. Io dicevo che non fa mettere paura. E meno male, io scambio questo dicendo. Donna Filomena, niente venne pure voi. No, ma mo è un prezzo, non mi preoccupate. Chi si volete, vi posso fare compagnia pure tutta la notte. No, non dormirei io, non faccio arrangiare, mi manca voi. No, ma quando mai? Sapete che faccio? Quando vanno assassini e vi faccio compagnia. Uè, va a dupate, te dincelle che io mi intrattengo un poco con donna Antonella. E tu, spogliati il corpo, te va? Ah, chi mi mette a paura? Ma io non poco a questo con me cretino, si mette a paura. E donna Antonetta che si mette a paura, pure è cretino. Ma donna Antonetta, vero spirito di carnevale. Tu a chi hanno mia mamma da vita? Oh, sto cerendo a Federico! A te, ne va, si non ti sente una scarpunata da capa. Non mi dicete niente, mo la porto in un momento a casa. Tanto tengono poche biancherie a ripazzare. Io ma pigli, ma porto a casa e vi faccio compagnia. Chi è? Ehi, son chi? Esci, va! Mo vengo, mo vengo. Ma no! Madonna mia! Madonna mia! Madonna mia! E tu mi dai il trasto, tu che ci fai? Ho avuto le pavane, sto a me dove accadrei. Al di tutto il discorso che ho fatto che ho avuto Federica, Pinella e Filomena, fammi trasire. No, io non ti voglio fare brecca con me. Rimane per niente mettere nei manifesti in tutto il quartiere. Hanno messo marito e moglie a me te. Già, ma quando? Troppo passato a lutto. Quattro lutto, ma era scordato noi. E quando decidete un po' lutto?
15 giorni, No, 24 ore. Allora dopo passaporto... 6 mesi, Raffaele, 6 mesi. 6 mesi? Se no, come mi provochiamo bene? Non te. Dopo che ci stanno problemi, scegli e tu provi un presto, che dici? Non ti mettere in cerimonia. Non posso manco dire che voglio compagnia. Ah, tenga, compagni, ma torna donna Filomena, va a te. No. Ci vediamo domani. Sì, ci vediamo domani a mezzogiorno vicino alla porta. Dentro? Allora sta scritto raccomandata. Sì, dove dice raccomandata. Buonanotte. Buonanotte. Ma non mia! E mi sto girando qua fuori che ci può ascia. E sempre non ti vedo. Però che già fa? O asciano a cano, o asciano in aiuto, che già faccio sparire. Ma non mia! Uè, don Gennaro si è allontanato, fammi. Quindi non bacio. Ma Fammi un bacio. non mi dà fede. Ma non mi... ma non mi dà fede. Uè, donna Filomena, ti viste con l'uscerina. Aspettate, ma vado a vedere un momento. Uè, a dove stai? A dove stai? Sotto letto. Guardate che le sta messa sotto letto, sta messa sotto letto, sta messa... Mi dispiace, non è. Ma io Cerina non l'ho trovato. Però c'è la giritta a Don Gennaro che le muovo porta subito su. Va buona, grazie. Vuoi tornare? Cassani Cerina. Grazie. Che si dice? Mio bene che stanotte non potete dormire. Ah, sciocchezza. Sciocchezza. Sciocchezza fino a un certo punto. E molte, quando hanno una contrarietà, sono vendicativi. Una volta dice, beh, chi ormai è morto, non ci sta più, non può fare niente più, no? I morti non se ne vanno pure se è un'epoca c'ha, resta, non si vede, ma ci sta. Uno è può pigliare a capo, e chi lo sa nascondere? A tutte parti, sotto i seggi, sotto i rigioli, persino sotto lì. Ma non sotto lì. Io mi ricordo, e sto fatto mi costa a me. Un retto non mi piace che tenere una bella femmina per moglie. E una potero morta non appena che sta rimanetta, vedi? La facetta a proposito. Un vincetta a vede. E a notte che si è attaccato con questo. Mano, con mano da ramone, tre maglie tutto lì. O lui si nasceva e traseva in due vicini. Visto tutti i mani, a chi si nasceva fuori? Poi cominciano a giovane di schiaffo, pugni, calci. O povero giovane lì, do scuro, si pensava che era la femmina che batteva, no? No. Non era la femmina? No. Era un morto. Ma non la mi... non è. Quello che tu povero giovane è stato bucato per 3 mesi. E papà ora, mo che si è sussuto. Non è buono a fare niente più. Ma non la mi... Ma voi che dici? Tu devi portare pure il giornale, non è. O morto quando è scontento di qualche cosa. Stava picchiamento di rovino. Sì, perché stupire non è visto. E coppo uno è destinato a fare cose più importanti. Ma no. E secondo voi, i numeri in coppo Campusano, tutti stiamo una cielo, queste anime vaganti, ci sono. Chi sono? Non sono che muore. Mamma. Non c'è no, ma voi siete venuti per fare un po' di compagnia o per far mettere a posto? Vabbè che c'è, si fa per ragionare. No, è stato zitto che è meglio. E mo che facete? Non vi a cuccare? Troppo che è la vita ritta. Aspetta che mi vengo solo. A me ne mi addormo per stanchezza. E dicitemi una cosa, Ronaldone. Un nipote vostro. Un nipote vostro. Che fine ha fatto? Ma chi? Raffaele? E se ne è chiuso questo cuccava conmigo. Che bello tipo! È un bruglione autentico! Vedi, tu e sto zio non te ne sei mai curato, non te ne sei mai pigliato cura. Io di parte mia, se la già viste trasiccato in 3-4 volte, è assai. E tu non appena sapevi che si sta per morire, subito corri qua e ti vesti da erede.
chiamo un da, fai chill'anno, anticipi spese, Pascalzone farà butta e delinquente. E chi le carnevale che era scemo? Chi l'avrà detto in quel paese mi fai schifo? Non c'è ma sa che si sarà schiattata la canola e l'acqua non si vede. Ma qui che sta Io ne capisco che si possa la vita favorevole. Ma che ti sa la tutta la cosa? Non c'è nassimo per dicendo, per noi che ce l'ho fatto. Ecco qua, Ecco, andando nella vita greca. Io per voi non ci avuto veramente dispiacere che la carnevale non va lassata mia. Ma poi ne può ci avuto 10 lo piacere che non l'ha lasciata mia. Proprio il tipo dell'avventuriero. Ma non c'è nada. Allora voi che decide? Che è morto quando vanno, se vanno pure vendicare. Proprio Antonello. Mamma mia è viva e ci ho potuto spiare. Non sentivo sempre la voce padre. A sottolieta. Madonna, sottolieta. È lì per lo più che si posano gli spiriti. Sottolieta. Mamma! Uè, ma che? Mamma mia, che se non mi fa sta quieta un minuto. Non mi riuscite niente, vengo subito, Veramente non ce n'hanno visto che molti si mettono sotto lì. Sotto lì? Venite in un momento come io ve l'ho già favorevole. Venite. Guardate che la pista paura. Ma come si fa a mettere paura in Qui tu decidi che chi se ne è giù? Ma chi è a buonanima? Chi lo devi gridare a casa? Sei dizzata a senso! Come me lo guarda? Sapete che è stato non di me? Chi si sarà pigliato contro che abbiamo fatto pranzo e mezza con gol? Chi non aspetta che voglio gli dare porta, viene a mettere in coppa lì e appena vi stennite se cosa in coppa avanza e non ti giù! Ma me lo guarda! Quando vai in non riuscite niente, voi avete visto a Sissinella. Comunque qualunque cosa chiamate. Ma che chiamate? Che chiamate? Niente di me. E qui siete che l'avevamo mettito paura. Qui tu mi do cuore non Dove certi formi schiaffi rimane chi lei? Già, e come si dice che l'hai saputo? Dica che mi ha venuto intorno a te, ma l'ha detto, Dio poteva sentire. E mo come esce? Si è messo Don Gennaro qua fuori che aspetta il giornalista domattina che sarà diretto. Ma non è che 3 e mezzo. All'altra. Ma me la ci può forza, non è? Bene. Ho 4 all'ultimo. Io sputo. E vabbè, io me ne vado, ma se chi le donna ha visto fare una figura proprio e poi dirigere... Ah, Raffaele, non fa passando. Buonanotte. Aspetta. No, però piccolo, tu devi decidere. Da sono 3 notti che non dormo, ma che faccio? Ma che no? O mi fai a casa mia, o mi fai arrangiare a casa. Tu sei pazzo. Buonanotte. Aspetta, sta Don Gennaro. Don Gennaro, vabbè. E mo secondo te chiami se Don Gennaro è qua fuori, chiami. Non l'hai messo tu. Tu l'hai messo. Già perché tu mo sei spirito. E se non visto poi a chi là qua fuori, ci metti su a venire. Vuoi sta fare una bella davanti ai piedi che le ci vorremmo la parola stare qui. Invece tu stai lì fermo, immobile, guarda solamente, vabbè. Vuole che come offrire. E beh, tu che sei spirito, non te lo immagini come offrire qua, no? Cazzo fammi ragionare io. Pensa tu. Se io ti veramente sappiate cosa lo può fare tu. Che mi ha fatto la tavolata mia da piazza. Allora potevo dire partiamo di da casa e tu fermalo solo che fai. Invece con un uomo vicino è sempre una sicurezza maggiore. Non te va? Ah no? Allora rimane macca. E tu vieni tu e io me la rami, che ti caccia a fare? Ma che stai facendo? Come che faccio? Ma spoglio, no? Come con cama già spogliato. Perché a Borano mi faceva così, se con tutte le mani, ma con cama già spogliato, no? Mannaggia! Ma perché ci sei venuto? Potete fare qualche compagnia. E cari, in sta casa, in letto solo.
La caglia di lenzuolo. E va buona fame è sempre. E poi ci sta chi lo ritratto che pare casuale. Lo ritratto, voi? Vabbè, zitto, non può guardare. No, comincia a fare sta faccia, Pietro, non può guardare. Allora, ti pigli qua, ti metti a pazzare la mattina a casa e non ci fai rumore. Io mo la volta, quanti mani a mattina tu pigli la... Guarda. Ma hai fatto un'ora di fotografia di pigli di socio, immagino. Ragazzi. Non posso guardare. Yeah. Quando rimane in mattina, ma no, va, tu pigli al lavoro una tavola, boh. La verità tu non volessi cagnare con cada cosa. Volevo spostare il letto, non ti metti a spallare a casa. No. No. O metterlo come lo vostro racconto? No. Allora lo vostro continua a spugliare? Sì, no. Io lutto! E dove passate 24 ore? Ci sei arrivato. Non è basta, che già fanno una Ma no. non è che già fanno una, che già fanno Ma non devi aspettare la fede! Io posso mettere un matarazzo coppa di seggio! poi le palle per la maronna. Che da 3 notti che non dormo, sono voluto che mi attrezzano poco all'osso. Ma magari! Già! E di che mi atterrà pure a me. Allora siamo tu e lui a partire da casa. Io oggi ci a partire. Già, mette ponda Ah, ponda. mi piace che stavo da mettere già terra assegnata là oggi. E ti mette ponda ponda. Ma mette punto a punto. Guedo. Ma che mucca, a scherzo per indulette, che mi fa? Già, me la fai. Lo posso spugliare? E tu che fai? Ti spugli tu? Quando sei grande aspetta che da due. Non ne parla per la maronna. Oh, ti devo guardare. Fallo guardare. Allora, stanno avutati, chissà che da niente, noi che non stiamo combinando proprio niente. Uno piacere per me, uno tu. Appena rimane sola, fare una bella mazziata perché se lo merita. Io aspetto. A che aspettava a te, ti aspettava? Già. No. Ma già spugliato? Ma già veramente spugliato? Stai facendo con due mani che la giacchetta. Raffaele, Oh, quando rimane te ne notte e notte. non ne va che notte no. Prime lettere. Uè, ma che fai? E me ne va perché hai già fatto tardi, che? È che sto che 3 no. A che ci manca? Le 5 minuti. Udimmi che mi sporco e mi torno a vestire la volta. Che già fa? Ritratto! Sta dicendo di fammi avere seta d'uovo. Ah, sta fa Dio, va. Stava lavato il lutto, ma. Raffaele, Oh, a chi sto ritratto ci prima mettere una bella cornice. tu cornici che lo come ti muovi. Perché? Non ti preoccupare, non è. Con corniciamo buono, non ti preoccupare. Mia volta, Madonna, non è quando scrupolo. Ah. Madonna mia, che ci sarà? Oggi. Uè, non pazzia! Chi ne so lì stava che sto toccando la porta della serenata, madonna mi sta te, mamma mia. Madonna mia, e donna Filomena, donna Vincenzo, cantante Sissinellia, signore! Ci manca nessuno più. Madonna la fede, donna vista! Ma quando mi vedremo, tu ne quando? Quando si tratta tutto poco tempo, ciò da giornata mi scaffa come la sandinella, non sapevo poter... E al massimo mi vedremo la giornata, ma stanno un po' leggendo. E chi lo si chiama non lo guardate, capito? E sono tu lo devi pigliare. E chi le sono due stanno in casa a cangoppo, forse sta arreterà, no? Poi me ne vado, ma di chi mi hanno visto è tutto inutile. Guarda, chi lo dice pure? A calcio, mannaggia lì! Uè, state zitto! E tu fai attacchini! Ma basta voce! Tu fai attacchini! Madonna mia, Ma vuoi sciando, aspetta, non la prendo. Grazie stasera, mannaggia. me la fai fare Ma io non mi sei come me, se fossi poi già fuori non prendo, va bene. Ma tu lei che sta? Ma tu lei esci pure pure? È una serenata! Che lei? Oggi è 29 giugno e San Pietro. Bene, chi lo festeggia? Come Don Pietro Barbiero, padrone casa. E suona ce l'ha mandato innamorato la figlia. È permesso. Ma di sesso, no? E ci siamo buttati poi. Ma no, donna Peppi, a giorni sei suonando, non sa porta mettere a me in mezzo di tu, ma chi mi ha mano sta serenato molto. Però che bella attenzione, Ci Ma dove vai a così pulina? Trasca così. Ma che buono, chi mi vede a che sono? Ma non donna Peppi lasciato fare.
sentite voi, non mi la coppa, siete disobbligati, apro il balcone e ad ammita tutto quanto. E siccome stiamo pure noi, ad ammita pure a noi. E voi siete in coppa combinati che la maniera. Si può? Ma non dura per direzza, dammi un bicchiere. Come no? Si ne va perché non bicchiere d'acqua. Ah, chi mi mette a paura? Ah, e tu sì che se volesse maritare? Già, perché quando uno sta marito, vero spirito? Guarda che spirito. Vedere per favore, sono pigliato qui un bicchiere d'acqua. Come no? Sì, adesso incontro mio suocero. E poi come mai è stato qua? Ha chiamato Don Alberto Scaglione. E io non già stato? No. Ah, no. Questa notte non si dorme! Ti faccio che se lo non si meno male che dimane tu. Quindi non mi appicciato già tutte le balcone. Cosa starà a bicchierare? Sta tutto quartiere a mezza via, sì. Oggi con morti, stanotte con vivi, state facendo zitto e morticini. Ecco qua, l'acqua. Grazie. Oh, Federica, avete visto il suocero vostro? Come no? Sei sciupato. Grazie. Uè, andiamoci a sinistra. Ragazzi, animami in coppia! No, non c'è scusa me. No, sì, grazie. Poi noi stiamo bene. Abbraccio, Andiamoci, Ma non è. Ah, se la rubare a te, ci lo stuasci, e chiamici a cucca, Ma che ci lo stuasci? ma che capisci? Ma che tu da casa abbiamo. ma che va, che che abbiamo tu, poi E aspetta. poi lo fa, chiamo a andare. Non era sta credì. Ah. Potevi fare a me la tua luce, no? Non è? Grazie. Ovviamente che la pizza e calogna mi aiutarino. Io non mi serve mettere a presta a sta cretina che ora come quando ma me ne va che non per quando mi più mi fa. Perdono, Monti, non faccio i chiuoti, non fa. Ho potuto ricordare otra vez. E quando mia mamma diceva scendere dalla cucina, e ci l'ha posato un bicchiere. E perché non si è asciutto subito? E perché teneva sete morire e me l'ha già messa a scegliere con una scorza di limone, poi disinfettato. Va bene, perché lì va disinfettato, che sono malato. Dite con voi, quando mai? È perché c'è avuto cantante, io ho schifo. Tu schifo a te! Ma dai, Mamma. E tu come ti trovi qua? Ma dove si trasù? Trasuto po', però non la posso vedere. Po', pure papà. E non hai visto che la porta stava chiusa e che stava scura? Io ho già fatto una pensata, ci ho detto, ma per allargare un po' la zia, non mi volto in due asce per la finestra. Ma nascondere tu lì, che quando si ritira faccio, boom! E la faccio mettere paura. Ma faccio che c'è morta da cucina pure me, E Gesù, quello già che io stavo la zia vostra come sta? E so pazzi che si fanno che... Non sta bene. Anzi, voglio chiedere scusa, voglio passare la mano, non faccio più. La mano, che mano di questa sera. Il coscienziato va che proprio. Guarda. Ci rimane un mattino mi sa che la frega tanta mazzata. Notte. No, ma non si scusa me, ja, non vi preoccupate. Guarda qui. Donna Peppi! Non andate, dite. Fedeli! Muoviti e scegli camminata! Me lo scordato! Ma voi che si sempre tu che sa! Arrivederci! Arrivederci!
sta visto nessuno! Tutto a Napoli! Ah, basta voi! Hai capito che le piti vanno male che quando non tempo che non c'è messa! Ma cocca, ma non puoi sapere niente più! E oppala! Dove viene a coccare? Ah no? Chi la musica sta nella mano sotto lì, sta chiappa vicino alla cava e Guarda da te, dice la verità, ti senti più sicuro in te braccia mia, no? No, andate, ecco, beato. Raffaele, oggi dice le cose di tutte le notte metti. C'è da ben Maria e c'è da Gloria Papa. Uè, a dove? Ma ragazzi, ti abbiamo messo Carmine. Ma come? Ma non mi Raffaele. E chi sa? Chi è? Chi è? Oh, gustando lo cammusando! Oh, Madonna mia, ho gustato un cammusando, e come mi ha chiesto il caffè? E che ne sai? Madonna mia, evidentemente non ha avuto la gallina. E che bene, che 3 notti ho cercato con lei. Guarda, chi le sei stato? Sa mi si comodo comodo. Comodo! Ti sto a letto che finì con fronte andare comodo comodo. Vediamo la fan presto che era. Oh, Madonna mia. Pronto chi sa che ti no? Fan presto. Che è stato? Andando lei, non ti aprire, ma con me. Lei è successo un fatto curioso assai. Quando mi ha pigliato da uta e mi ha portato in la cella mortuaria. E mi ha sentito in un rumore che voleva in la cascia. Allora subito mi ha raputo la cascia e mi è venuto a venire. E un morto respirava ancora. Subito mi ha pigliato un po' che ci l'aveva messo sotto il naso. Uè, chi l'ha raputo l'occhio? E mi ha pigliato peso. E mi ha portato in da domenica. Mosso là vicino al fuoco, povero vecchio, si era pigliato un po' che fritto. E la prima parola che ha detto. Chiaro, da moglie Mantonetta, e decido in cielo che non sono morto. E sono venuto qua e faccio venuto. Facci ampresso, un tempo che mi veste bene. Facci ampresso. Ya. Ah, a proposito, ma tu chiamaste a un miracolo o a un veterinario? Un miracolo municipio. Tra 7, io vorrei stare lontano. E di 7, paralisi cardiaca. Ah, allora si spiega. È che è la prima volta che succedono fatti così. Ma noi pigliamo sempre precauzione. E che saluto che lei, che l'umanità vostra, che saluto. E mo è venuto morto, uno come a carnevale. Ya. Ma ci dà un presto. Ho tempo che giù. Raffaele, quindi e fammi essere che già giù. Non ho fatto nulla. Ormai, tutti a monte. E allora? Raffaele deve mettere a faticare. Ma come mi va a fare volontare guerra? E subito mi fanno prigioniero. Perché i vostri vicini passaggi a livello mi fanno a mandare chiusura automatica. Ma che pieno posticelle bellini, rindono a banca. A fare a banca. Trova una vedova. Una vedova con 100.000 lire in coppa, una sfrattibretta! Pari suscita un marito! Dune! Quanto è bella sta serata, questo video compagni, a cirimamo con dritto, un panno a casa, un panno là, chi stu ferma a trasputare, un panno a casa, un panno là, chi stu ferma a trasputare. Quanto è bella sta serata, questo video compagni, a cirimamo con dritto, un panno a casa, un panno là, chi stu ferma a trasputare, un panno a casa, un panno là, chi stu ferma a trasputare.
a cantare. Quanto è bella sta giornata, se giravo con primo con la compagnia. Un vanno a casa, un vanno là, tutti insieme a cantare. Un vanno a casa,